Andrea adesso ci dà un passaggio. Ciao Andrea. Ciao. Ci dà un passaggio e ci riporta nel nostro gommoncino. Stavo dormendo alla fine questa spiaggia. È arrivata Rita a nuoto con Dado e mi hanno svegliato. Adesso torniamo nel nostro gommoncino e ci beviamo un goccio di una cosa fresca e buona. Salute. Salute. Arrivo. Salute Rita. Dopo aver conosciuto Andrea, ripartiamo e andiamo a una cala che non mi ricordo il nome, prima di Cala Luna e poi a Cala Luna, che dista più o meno una mezz'oretta. A dopo. Si riparte ragazzi. Vai Dadu. Tappa una Forza. spiaggia prima di Cala Luna Andiamo. e poi a Cala Luna. Sì, però andiamo. Io sto partendo. Ah, basta. E chi lo sapeva? And it's not always your fault. So, do you wanna let this one go? Do you wanna let this one go? Do you wanna let this one go? Cala Luna ragazzi. Papà dice che questa è Cala Luna, perciò io il bagno a Cala Luna me lo devo fare. I look into your eyes, I see we're out of time. I guess no one should blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose so fast, maybe we got too high. But I remember days of wonder. We were always gonna. Ti piace? La grotta meravigliosa di Cala Luna. È famosa anche questa ingresso della grotta. Si vedono diverse fotografie. E quando sorge il sole e magari sorge qua in mezzo e illumina la grotta e sale qua su, è stupendo. Will be no hard goodbyes, thank God we're civilized. Be on our separate ways as we fade into gray. But I still miss the way you used to feel. Maybe we rose so fast, maybe we got too high. Yeah,
4 della sera ragazzi, abbiamo visto tutte le cale, le abbiamo filmate anche per voi, spero che vi siano piaciute. Per noi sono uniche, indimenticabili, bellissime. Sei d'accordo Dato? Sì, molto. Pazzesche. Molto d'accordo. Adesso ci vorrà un'oretta per rientrare col gommone e poi niente, lo consegniamo e torniamo in camper. Una giornata strepitosa. Abbiamo trovato il gommone con mamma. Quello lì, quello bianco dietro la barca a vela. E allora andiamo. Oh, ha fatto male? Andiamo! Vieni papi! Beh, spengo la GoPro, me lo rimetto nelle mutande perché non ho ancora il bastoncino quello per tenere la galla, ho paura di perderla. E ci vediamo in gommone. Andiamo Dado! E nuota Dado ormai, mare aperto, eh? Guardatelo! È ora di spuntino e abbiamo finito i bicchieri amici, però non abbiamo finito il San Genesio Rocchi, quindi lo beviamo così. Buonissimo, è dolce e ghiacciato. Beh, arrivederci a Calaluna, arrivederci a tutte le cale stupende della costa est della Sardegna. Si rientra. Guardate che meraviglia a quest'ora, non c'è più nessuno, 3 persone in spiaggia, è stupendo. Mare in tempesta! Sta facendo buio e siamo in mezzo al mare! Io rimango attaccato qui. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, siamo in porto, sicuramente un po' in ritardo, però lo capiranno, il mare era abbastanza grosso. Oh, È stata dura Dato, ma abbiamo vinto noi. guardate la mia posizione. In questo paese è il terzo ragazzo che ci segue, ci seguono tutti. No, no, certo che sembra vero. Saluta. Siete grandi, è normale che vi siate. Grazie, molto gentili. È un piacere. Prossimo viaggio allora. Grazie. Super gentili, gentilezza allo stato puro. Ci hanno offerto la birra, adesso un antipastino. Ci conoscono, ci seguono sul canale. Grazie mille. È dato addirittura in macchinina. Vai, spacchetta. Fai vedere, fai vedere. Comunque sei troppo gentile, grazie mille. Grazie Per mille. voi questo è altro. Wow, sembra un carro armato. Queste sono azteche praticamente. Bellissimo. Dai, non bacino, che tu sei troppo dolce. Grande Dato, grande e grandi voi. Grazie. Non mi hanno fatto pagare nulla, assolutamente nulla. Grazie ragazzi, grazie mille. È un piacere. E comunque domani pranziamo insieme in ristorante e andiamo a mangiare pesce. Quindi sarà bello stare in compagnia anche domani tutto il giorno. E adesso andiamo a pagare il gommone. La giornata è stata bella, ma a un certo punto bisogna anche, si diceva da noi, sbattere le ginocchia quando poi alla fine ti presenti alla cassa. Abbiamo trascorso una giornata meravigliosa in gommone e alla fine ci hanno fatto anche uno sconto. Nolo, Golorizze, venite, sono bravissimi ragazzi, è un piacere. Adesso rientriamo in camper, doccia bella, rilassante, e poi ceniamo
E oggi non credo che tarderemo. Tutto il giorno in giro, tutto il giorno in gommone, tutto il giorno bagni, sole, sballottati dalle onde. Dormiremo presto e felici. Tu Dade hai che lavorato, hai vuotato i cassonetti del porto. Ho lavorato con gli occhi. Con gli occhi. Santa Maria Navarrese è un paesetto piccolino tra Santa Maria Navarrese e Orosei, se non sbaglio sono 3.000 abitanti, però piccolino, organizzatissimo, pieno di ristorantini, pulito, quindi è un bel posticino per trascorrere qualche giorno. Siamo arrivati all'ora di cena, siamo distrutti, quindi mangio, vi saluto e ci vediamo domani per un'altra nuova giornata in compagnia di Gianni e nuovi amici che conosceremo e conoscerete meglio. Cena e a letto, ancora sembra di essere in mare, sto dondolando, Anch'io. proprio capogiri. Buonanotte ragazzi. Buonanotte, buon appetito. Ciao amore. In quello stesso istante si udì un grido lancinante provenire dalla squadra dei taglialegna. Buongiorno amici, oggi Dado mi sveglia con un bel racconto. Sta sempre leggendo libri, ci piace questa cosa, quindi ne stiamo comprando parecchi. Questo è un libricino di quello che vendono, di quelli che vendono i marocchini o i senegalesi in spiaggia, sono storie africane. Così apre sempre di più la sua mente, racconti di altri popoli, di altre culture. Siamo alle colazioni, sono le 8:15, un po' in ritardo. Preparo tutto e poi mi metterò a lavorare un po', ieri non ho fatto nulla. E più tardi dobbiamo incontrare Gianni, il ragazzo del bar. Pranzeremo insieme. Ho lavorato tutta la mattina, alla fine mezzogiorno e mezzo stiamo aspettando Gianni per andare a mangiare fuori, per andare in ristorante. Però la generosità di questi ragazzi di Santa Maria Navarrese è già unica e l'abbiamo subito colta. Tu sei quasi pronta? Andiamo a vedere. È venuta a salutarci prima che lasciamo questo posto e ci ha portato in dono qualcosa, forse prodotti, chissà. Buongiorno. Buongiorno. C'è Wow. una terra nella macchina che in certe zone della terra. Wow, quante cose buone, tutti i prodotti Sì, sì. tuoi poi. Vabbè, qua c'è scritto questa azienda, ma sono delle galline. Hanno fatto solo 3, infatti le ho sgridate, ma Guarda, questi Davide ti piacciono da impazzire. i datterini, basilico, Datterini, qui sotto basilico, peperoni, altri pomodori di melanzane e roba da campo. tavola. Che E buono. poi altre cose davanti nella macchina. Iniziamo a buono. fare i viaggi. Aspetta. Questa ce la fai, Davide. Questa? Prova la forza. Sì. Ho visto che c'è molto busta. C'è anche una borsa filo con una pasta al forno. Ma dai. Ma dai. No, tu sei unico. Mamma, è arrivata Babbo Natale. Che gentile, addirittura. Che gentile. Le ho sgridate, ne hanno fatto solo 3 uova. Però sono di più le... Vieni che c'è un altro trasporto. Sì. Ma quanto può essere gentile un ragazzo? Eh? Sì, però. Quanto può essere gentile un ragazzo che ti porta queste cose? Così, mi emoziona subito, non ci posso neanche pensare, non ci devo neanche pensare perché... quando incontri persone così buone, così generose, ti colpisce. Proprio Babbo Natale oggi per noi, eh? Natale Dai. è arrivato con lo scirocco. Ho caldo. Allora, questo è un vino di cantina proprio di zona privata, così. Wow. E questo è un bianco della cantina Pusole di Boni, bianco Pusole. Grazie. Non so che dire. Poi queste sono 3 birre del birrificio Dogliastra di Boni, allora la Gorroppo. Ah sì, queste le ho viste in... Forse le ho viste ieri in una locandina, da qualche parte. La Roce Rosse. Ah sì, le ho viste.
queste me le bevo davvero col cuore e ti penso quando me le bevo, Esagerato. È la Golorizza. E la colorizia. È il birrificio Dogliastra di Bauni. Noi cosa possiamo dire? Guarda tutto quello che ci hai portato. Esagerato. Grazie È di un cuore. piacere, è stato un piacere. Grazie Ci di mancherebbe cuore. altro. Beh Rita, guarda anche quei datterini, dove sei? Sei nascosta, esci fuori un attimo. Aspetta, sto sistemando. Guarda che belli e che buoni devono questi essere quei Davide datterini. ci Se li vanno. scoppia tutti. Dolci sono, vero? No, anche perché non li innaffia tanto. Hai Ciao. mangiato? Si sta mangiando. Potevi scendere anche mutande, mica si scandalizzava. Ciao, bene. Sei da bravo. Studia. No? Mangiano i pomodori. Sì, Buoni? buoni. Come cioccolatini te li metti. Uno tira l'altro. Bene. Grazie ancora. Va, Grazie, grazie di tutto. Bene, boh. Grazie mille. Ciao, buon pranzo, ciao. Saluta i tuoi nipoti. Certo. Ciao, ciao. Ciao. Ci siamo, l'1:30, sono arrivati Gianni e Giulia e adesso andiamo a mangiare qualcosa in ristorante. Qualcosa di buono, Gianni, eh? Buongiorno ragazzi. Andiamo, che ho famissima. È un 3,35. Però 3,35 vuol dire che è 3.500 di cilindrata. Però turbo diesel. Chi è? È ancora di più. Niente. Niente l'elettronica che abbiamo Per non oggi. riscaldo. No, grazie. Per riscaldare. Quindi direzione dove stiamo andando a mangiare? Santa Maria Navarrese andiamo al Lungomare. Come si chiama il ristorante? Ristorante Lungomare. Ah, ristorante Lungomare. Buono, mangiare pesce? Amici, sì. Bene, mi piace. Mi piace il pesce. Mi Poi piace. da piace. Bocca Garitano mi piace. Vai col cambio al volante. Lascialo Andiamo in ai manettini? pace, lascialo in Andiamo con i pace. manettini? Davide, devi scendere. Dai. Rita, anche tu. Da qua su. Ce la fai? Io ti devo dare... Ho la gru. A tirare in marcia. Tremendo, eh? Città lui. Sì, Davide, come insomma. C'era un video che ho beccato. Oh, ma la riconoscono un Lamborghini, un macchinoni. Nella piazza, al ristorante Lungomare. Con bella vista, vista sul mare, sul porto. Comunque, posto molto bello, arieggiato nella terrazza di fronte al porto. Io ho preso già trofie e i frutti di mare. Rita e Giulia? Aspetta, con calma. Con calma, lui mica può rimanere qui tutto il giorno. Sciolli. No, una sedia. Tu Rita? Lavare il cucina. Non ne puoi più, di Prendo odori. anch'io le trofie e i frutti di mare. Cavolo, copiona che non sei altro. Con la rotazione per evitare la goccia. Che bravo, hai visto? Ragazzi, salute. Cin cin. Grazie per essere con noi ci fa molto piacere. Grazie. E non lo dico perché ho la videocamera accesa, lo dico perché la verità tu mi conosci. E io lo conosco abbastanza bene. È la cosa più questo bella. ragazzo. È la cosa più bella, capito? Il non conoscere una persona, però è come se ci conoscessimo da bellissimo. Quando ieri mi ha da lontano indicato e mi ha detto Roberto, io ti conosco e tu non mi conosci. Io infatti stavo cercando, sai, quando uno ti dice Chi sei? Come ti chiami? Ma dove ci siamo visti? No, non ci siamo visti. non Io mi ti ho conosci. visto, ma- piccolino. Trofie ai frutti di mare, Terra e misto mare, sardo, terra e mare. trofie anche per Rita e Giulia dei fagottini di seppia, sembrano delle piccole seada, sono raviolini fritti. Professionale. Grande Gianni, Rotazione. un buon grotta rossa servito come si deve. Con tutti i canoni. Poi 2 grigliate miste di mare. No, non lo so se è un caso, ma il mio piatto
C'ha sempre una montagna. E i piatti degli altri hanno un gamberetto, vabbè. È un caso. È un caso. Questo ragazzo non mangia, non sembra. Nel video non si vede, ma lui mangia. Che è il fatto che già si vede anche nei video. No, perché se uno non mi conoscesse davvero potrebbe dire minchia, adesso che siamo andati a pranzo insieme si sta mangiando tutto. Perché non mangia tutto il giorno per mangiare. Meno male invece che già mi conosce. È la colazione abbondante. Ci siamo davvero trovati bene al ristorante Lungomare di Santa Maria Navarrese. Adesso ci stiamo facendo portare una porzione di pesche, è rimasto un po' di vino dalla seconda bottiglietta, l'abbiamo presa piccolina perché la prima grande di Grotta Rossa è finita. Ci porta una pesca, ce la mettiamo nel vino e ci finiamo la bottiglietta. Così non prendiamo amari e non sprechiamo il vino. Queste sono tutte le tue moto, le moto che hai avuto? Facciamo delle moto a profilo. Qui stiamo facendo le cose. Qua stiamo facendo le cose in grande, mica scherziamo. Sangria. Lo innaffiamo. Ora non sto. E gli altri no. Sì, ce n'è per tutti. Sta mangiando le pesche. No, è strano che mangi la frutta. Però là. Io frutta e verdura. Guarda, Pianta. quando c'è dei buffai. No. Così fai di volte. Ce la farò bella. Ok. Allestimento M Sport. Il volante, visto che è il più M. Però l'allestimento M. Grazie a Gianni, ho chiesto il conto ovviamente, me lo immaginavo, avevi già pagato. Grazie per il pranzo, ottimo. Mangiato bene tu Dado, Sì, mi tirato. Mangiato il suo dolce. Mangiava dolce. Zero. Adesso che è diventato diabetico desidera i dolci. Adesso 4 passi e ci sediamo a bere un caffè al bar del porto. Gianni è andato un secondo in macchina a casa per un problema che aveva e ci raggiunge al bar e ci beviamo un'altra cosa insieme. C'è un caldo ancora ragazzi, spaventoso, aiuto. Sardegna mia. Tu Giulia? Per il mio collega. Cosa vuoi? L'altro tiramisù? Lascia perdere. Lascia stare. Gianni ha portato una sorpresina per Davide per fargliela vedere, vediamo. Aspetta, togli la copertina. Togli. Dai che toga. Che bella. Metti dentro. Quanto bello. Oh, che mi è rotto uno specchietto, lo vedi? Grande come te, Davide. Più o meno. La Ferraria. 360 a Modena. Un giorno la accendiamo perché la voglio Guarda che provare bella anche io. però dato col motore. Minchia, un motore tu. E beh. E parte. Motorino, vedi? Ammortizzatori a gas, guarda, figata. Gomme, queste sono le... Sulla bagnato c'ho anche le slick. Queste hanno lavorato anche già un po'. Ma io non l'ho mai usato. Sterzo, c'ha tutto. Vabbè. No, questo glielo prometto. 110 all'ora. Questo glielo prometto. 110 fa. 110 all'ora. Questo glielo prometto. Un giorno questa... Come se torniamo, decidete di Davide? tornare, E già ci torneremo facciamo, qua, certo che C'è torniamo. una pista, la portiamo lì perché qua in strada non fa assolutamente. Non me la Camminate, sento no? io. No, vieni subito. Subito. Siamo ripassati di fronte a dove abbiamo noleggiato i gomoni ieri e Claudio, il proprietario, che è una persona gentilissima, ci ha chiesto se volevamo fare un giro gratuitamente per andare in un isolotto che c'è qua davanti. Quindi finiamo di bere un amaro e ci facciamo un giro in gommone e magari un bel bagno. Io sto bevendo un grappino, ambratto e barricato. Prodotti ottimi. Siamo di nuovo al Molo Golorizze.
ci fanno fare un giro col gomone e andiamo in un isolotto che c'è qua di fronte e ci facciamo un bagno che c'è un caldo pazzesco. Grande Claudio Gentilissimi ci sta dando un gomone gratuitamente. Grande gesto. Siamo proprio della gente bruttissima. Sì, infatti. Veramente gente Siete un paese davvero di brutte persone. Avevo detto che sono manaca io. No, guarda. È normale, non avete mai visto le mie. Sparato come ieri. Adesso andiamo a prendere a Giannino. Ma non c'è il molo. Guarda che dopo è mio il gomone, proprio. Oggi è bellissimo perché il mare è super piatto. We could leave this place, stay in bed for days. You'd be my Yoko and I'd be your John. You show your secret tattoo. Maybe I get one too. You and me can start a whole new chapter. 5 minuti dal porto e ci troviamo nell'isola d'Ogliastra, isolotto per la gente del posto, la chiamano così. Questo è l'isolotto che chiamano loro e questa a sinistra è tutta cacca di gabbiani. Just can't get you off my mind, baby. Ormeggiati all'isolotto, salute, birretta offerta da Gianni.